Let's get it. Let's get it. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. It's like that. It's like that. Amici di BPTV, buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata di D-Time. Siamo giunti alla puntata numero 16, dove andremo a parlare, come sempre, di Serie D, calcio, Serie D, Girone B. Ma vado subito a presentare i miei compagni di viaggio, senza perdere tempo, e partiamo da Giovanni Capobianco. Ciao Giovanni. Ciao Piero, ben trovati. Una settimana molto interessante quella di cui parleremo oggi. Come stai? Tutto bene? Sì, un po' influenzatello causa sbalzi climatici, il clima non mi è mai amico, ma per il resto tutto bene, si lavora, dai. Cosa sei andato a vedere ieri, questi giorni, questo weekend? No, questo weekend ho visto in loco sui campi tante under 17 e under 19, quindi primavere e under 17 qui in Campania. Ho avuto modo di vedere il Benevento, la primavera dell'Avellino, in cui ci sono tanti giovani interessantissimi. E poi ieri sera invece mi sono deliziato con la vittoria della Vispesa. Perfetto, parleremo dopo di questo. Vado a presentare un altro collega, Manuel Pascali. Collega, attenzione. Ciao, buonasera a tutti, ciao Piero, finalmente un conduttore serio. No, non dire questo, non dire questo. Federico l'abbiamo silurato. No, è lui che non poteva e ha detto che non ce la faceva, però vabbè, io volentieri. L'ho visto ieri sera. Sì, era sta bene. Perfetto. Ciao Giovanni. Ragazzi, ennesimo ribaltone, Vediamo. Pasca, se tu mi dici che sta bene, Federico, vuol dire che è una scelta tecnica.
Piero nella giornata, sai, si avvicinano le giornate clou, Piero vuole essere al timone. No, è stato lui che mi ha detto va che domani non ci sono, mi dispiace, io non mi ricordavo neanche, però ho preso volentieri il suo posto perché mi piace stare con voi. Poi Giovanni è un amico, tu lo stai diventando, ogni tanto dici qualche cazzata, però va benissimo. Beh, ma come tutti, è parte, trust the process, Piero. Giusto. Poi di te, Manuel, ti farò vedere 2 video che sei stato e ci racconterai cosa hai fatto in Scozia, ce lo racconterai tu personalmente, 2 video bellissimi e anche una presentazione in uno stadio bellissimo, e qui capiremo anche chi è Manuel Pascali, che io sinceramente non avevo questa misura di Manuel Pascali. Invece sono di nicchia io, Piero. Invece, esatto, quindi invece adesso per me oggi sei un VIP. Ok? Continuiamo con altro compagno di viaggio, giornalista di Beppi TV, Nicola Badursi. Buonasera a tutti gli spettatori. Ciao, buonasera Nicola. a Giovanni e a Pasca. Allora, benvenuto anche a te qui di Time, sei il giornalista di Beppi TV, farai qualche domanda, magari anche scomoda, ai nostri ospiti, va bene? Va bene, benissimo. Ruolo domande scomode, bello, dai. Ecco, salutiamo Jacopo dalla regia, ecco, mi piace questa cosa, c'è anche Jacopo in regia. E poi il nostro primo ospite, che allora, questa sera noi abbiamo 2 ospiti, che sono 2 esatti opposti. Uno è felicissimo e l'altro un po' meno. Partiamo da quello felicissimo, Lorenzo Gerbato. No. Era una gag. No. Va bene, allora lasciamo qui Giuseppe Pardeo. Ciao Giuseppe. Chi sono? Quello felicissimo? Purtroppo la regia ha deciso di fare questo e va bene così. Decidete voi. No, dai, ciao Giuseppe. Sono alle vostre condizioni. Allora, non ti chiedo come stai, ma vabbè, sei un amico e ti voglio bene, lo sai, quindi mi dispiace. È vero, un esito funesto quello di ieri, incredibile, però sono stagioni così maledette che nascono così male che a settembre, ottobre hanno un certo peso, a novembre, dicembre inizia a metabolizzare. È inutile pensare che la stagione avesse preso poi una piega diversa. Partono male, possono ancora finire diversamente, però è veramente difficile. Giuseppe, ti fermo un attimo e vado a presentare colui che è felice in questo momento, che è Lorenzo Gerbato. Eccolo qua. Buonasera a tutti, ciao. Chi è più felice di te in questo momento, Lorenzo? Forse poche persone, però insomma dai, piedi per terra Comunque, via, dai. Lorenzo, da quando sei venuto da noi l'ultima volta ad oggi hai fatto, cioè abbiamo portato bene, gol, tutto, punteggio pieno, giusto? Ti dico, stavo per cercare la stessa felpa con cui ero quella sera là, ma non l'ho trovata, no? Dai, a parte gli scherzi, insomma sì, ci eravamo lasciati con un augurio e abbiamo raccolto 9 punti su 3 partite, quindi insomma... Lorenzo, tra l'altro io ricordo chiaramente la tua ultima affermazione in quella puntata. Sì, vai, digliela Gio, hai detto espressamente la squadra si è fermata, devo prendermi anche le mie responsabilità perché non sto segnando. Poi arriva Beppi e qua si svolta tutto. Qua mi sa che mi dovete fare una fatturina, mi sa. No, allora... io mi ricordo che lui prendeva 4 punti su 6, se ti ricordi bene. Bravissimo. Sì. Ma io mi ricordo anche che Pardeo, se qui aveva firmato, no, cos'è che era? Non aveva firmato per 4 punti. Portano male sti giochini che fate, non ne faccio più. Va bene, allora prima di cominciare a parlare un po' della Serie D nel nostro calcio, io manderei i video di Manuel Pascali, del VIP Manuel Iniziamo Pascali. così, col botto? Sì, cominciamo col botto, facciamo capire chi sei. Cavolo, Scottish guerra, mamma mia. Sì, era tipo quella doccia di Carlo. Ragazzi, me la ricordavo esattamente così. Dai, basta!
regia. Eccoci qua, allora il primo video l'abbiamo visto, raccontaci un attimo che video sta, cos'era questo, Pasca? Allora, praticamente cerco di riassumere perché poi il dono della sintesi, ahimè, non fa parte di me. Però diciamo che un po' di mesi fa mi hanno invitato per presenziare un evento in mio onore, perché io quando sono venuto via dalla Scozia nel lontano 2015 è stato un po' un addio, arrivederci traumatico, nel senso inaspettato, perché sono venuto via dopo un cambio di proprietà. E quindi non c'era mai stata l'occasione di dirsi arrivederci in modo appropriato, e quindi mi hanno invitato a questo evento che un'agenzia ha organizzato per me, un incontro con i tifosi, e è stato molto bello perché poi il venerdì c'è stato questo incontro stile teatro, quindi con 2 ore di chiacchierata con tifosi, c'erano una 200, e invece poi il giorno dopo mi hanno invitato alla partita, e se hai il video dopo Adesso c'è il video arriviamo. della partita del giorno dopo. Perfetto, andiamo a vedere anche l'altro. E niente, qui sono tornato a casa perché sono stato 7 anni. A fine primo tempo, a sorpresa, mi hanno fatto entrare. C'avevo un'ansia che non vi dico, perché poi un conto è magari parlare davanti alle persone anche nella tua lingua. In inglese, che sì, ormai mastico, però c'è sempre un po' la paura di fare lo scivolone. Però è stato bello, molto, molto emozionante, devo essere sincero, Piero, molto emozionante. No, è vero, ma mi sono emozionato anche a guardarli comunque, cioè è bello, poi ti conosco, quindi è una persona che conosci, che vedi cosa sta vivendo e di conseguenza mi sono emozionato, è vero, soprattutto su quel basta, perché mi dà l'impressione che eri proprio teso, eri una corda, no? Sì, perché poi sai, dovevo comunque, tra virgolette, a parte che ho rivisto delle facce che alcune erano clamorose, fatte emozionare, perché c'erano persone presenti che avevano ad oggi hanno 20 anni e avevano foto di quando ne avevano 6, 7, 10, cioè una roba, ti fa sentire di un vecchio clamoroso. Però poi sai, dover parlare, non sapevo cosa andavo incontro la prima volta che facevo questo evento. Ero emozionato perché poi veramente rivedere tante facce conosciute, poi loro mi vogliono veramente tanto bene. Poi l'ultima cosa sempre su di te, perché io ti seguo su Instagram, ho visto una storia dove Nicola Savino stava ascoltando la tua telecronaca, ti diceva, cioè marcava come parlavi inglese, e poi a un certo punto dice non so chi tu sia, mi per il culo. Non so chi tu sia, ma sei un grande, t'ha detto, pensa un po'. Perché poi tra l'altro lui è di San Donato come me, e poi vabbè, ma ci conosciamo, però non sapeva che io facessi quel lavoro. Poi ci siamo sentiti, ma davvero sei te? Perché lui era in Australia. E infatti ha tirato via la storia, da quando ha saputo che eri te ha tirato via la storia, se non glielo dicevi rimaneva su. Facile, era con Diamanti e guardavano una partita lì, credo fosse un Inter-Juve, può essere. Sì. E insomma mi paraculavano, però ovviamente perché io ho l'accento classico inglese con la vocalità italiana, quindi che dai, ma magari avessi quell'accento perfetto loro, però è bello anche così, dai. Pasca, abbiamo parlato tantissimo di te, adesso entriamo e immergiamoci nella Serie D e andiamo con i risultati. Allora, senza star qui a leggerli tutti, io leggo i più importanti, che comunque Caldiero Castellanzese 2-1, il Desenzano con la Casatese secondo me è anche un bel risultato, il Caravaggio 3-2 con la Tritium, che al 90° stava vincendo la Tritium 2-1, quindi, ed è clamoroso, poi ci spiegherà Pardeo, il buon Pardeo ci spiegherà cosa è successo in quei 3 minuti. Vabbè, Club Milano e Villavalle non c'era partita, cioè non c'era storia. Un altro risultato clamoroso è il Legnano con la Varesina, che il Legnano stava vincendo e poi la Varesina è riuscita a recuperare, ma comunque questo Legnano che sta recuperando punti su punti ogni domenica, comunque qualcosa porta sempre a casa. Ponte San Pietro ormai che ha salutato la categoria, e il Palazzolo che vince 2-0 con la Ciserano Bergamo. Quindi rientriamo in studio.
Ok, Giovanni, questa domenica, questi risultati, cosa mi dici? La sorpresa, La sorpresa è sicuramente il pareggio del Piacenza. Il Piacenza ancora una volta perde l'occasione di legittimare la leadership in un percorso che noi stiamo evidenziando ogni domenica. Sopra si alternano, non c'è una capolista. Mi piacerebbe mettere ogni settimana una videocamera Bepi a riprendere i cori dei tifosi, che ogni domenica cambia lo stadio, ma il coro è sempre lo stesso, la capolista se ne va. La capolista cambia, ma l'hanno cantato tutti questa canzone, l'hanno cantata tutti in tutti gli stadi delle 5-6 squadre che si stanno contendendo il campionato. È un altro passo falso questo del Piacenza, mentre Caldiero e Desenzano oggi sono le squadre più in forma del campionato. Ci aggiungo anche la Pro Palazzolo, che tra l'altro mi sembra che abbia un calendario abbastanza agevole, Caratese a parte. Io invito Zerbato a fare tutti i gesti apotropaici, mi insegnava la mia insegnante di latino e greco al classico, usa la scaramanzia che tu puoi avere, perché oggi il destino è nelle vostre mani. Lorenzo, il destino è nelle vostre mani? Sì, il destino sicuramente è nelle nostre mani, come lo era fino a ieri sera, a ieri pomeriggio nelle mani del Piacenza, quindi come hai detto te, insomma, ogni domenica c'è una sorpresa. È vero che mancano sempre meno domeniche, perché comunque insomma adesso ne mancano 3, e quindi è chiaro che adesso ogni passo falso è fatale, perché comunque dopo non c'è più tempo per recuperare, quindi insomma mancano 270 minuti e qua ci giochiamo tanto, perché comunque insomma, come parlavamo anche l'altra volta, per Caldiero insomma è un momento speciale, un momento storico che insomma non si pensava sicuramente anni fa che si potesse arrivare a un livello così alto, però insomma penso che con programmazione, lavoro e una struttura adeguata insomma ci stiamo ottenendo delle belle soddisfazioni. Ma il vostro obiettivo inizio stagione era questo? Allora, il nostro obiettivo inizio stagione, noi abbiamo fatto i primi 4 anni di Serie D a viaggiare tra i playoff, il settimo, l'ottavo posto. Quest'anno sono stati fatti degli investimenti un po' più importanti e l'obiettivo dichiarato era di entrare nelle prime 5, quindi dopo siamo alla terzultima e ce ne sono 4 in 3 punti, quindi insomma siamo lì, forse un po' più in alto rispetto a quello che ci aspettavamo, però la Serie D è questa, perché comunque ogni anno ci sono le squadre costruite per vincere che finiscono ad arrivare decime e viceversa, quindi insomma quando non c'è la mazza campionato ci sta che ci siano queste, chiamiamole, sorprese, ecco. Pasca. Zerba, ti posso fare una domanda? Sì, vai, scusami vai. Piero, Vai. ma Zerba, secondo te è il Caldiero che sta andando oltre le proprie aspettative, quindi sta facendo di più di quello che ci si aspettava? O è il campionato di alcune che è sotto aspettativa? Poi è chiaro che tutte le squadre, prima di conoscere il proprio valore, debbano confrontarsi con gli altri. Solo in quel momento tu comprendi quanto sei forte nella stagione in sé. Però voglio capire, il Caldiero sta facendo di più o altre stanno facendo di meno? Secondo me un po' tutte e due, nel senso non c'è una vera risposta. Secondo me il Caldiero sta facendo di più, perché comunque abbiamo 6-7 ragazzi che vengono da annate non troppo diciamo soddisfacenti a livello di dove erano, a livello di squadra. Vedi i ragazzi che erano a Breno, i ragazzi che erano a Montebelluna, insomma abbiamo preso, penso, i migliori giocatori di alcune realtà che comunque gli anni scorsi non erano andate in maniera clamorosa, e quindi forse a livello tecnico il fare di più ci sta. Era solo secondo me a livello mentale che era la parte, cioè secondo me abbiamo fatto di più a livello mentale, perché comunque avendo giocatori che non sono abituati a fare certi tipi di campionati,
fosse quello, ti dico sì, abbiamo fatto di più. A livello tecnico invece secondo me ci stiamo alla grande, e dopo adesso stiamo parlando di dettagli, perché comunque adesso può fare la differenza la giocata o comunque il palo o l'espulsione o comunque veramente il minimo. Comunque siete tutti in forma, non c'è un reparto che sta soffrendo più dell'altro, cioè comunque vedo che girate tutti a 1000, proprio è una forza corale questa, e forse avere un rush finale proprio tutti in forma così, cioè non si può chiedere di più o no? Sì, certamente a livello fisico e a livello comunque mentale, soprattutto questo, arrivare a questo punto del campionato in cui comunque si è sgombri con la mente, sapete meglio di me che comunque certe giocate, certi rischi, certe pazzie comunque le fai soprattutto in questi momenti quando comunque ci si sente il famoso argento vivo addosso, quindi insomma quello fa tanto. Pasca, tu la Serie D l'hai vinta, ma voi eravate in testa alle ultime 3 o avete sorpassato? Ah, peraltro, scusa, scusa Manuel, perché settimana scorsa... settimana scorsa... giornate di anticipo... Dimmi. No, Manuel, settimana scorsa abbiamo scoperto che tu dicevi tanto che avevi perso 3 partite, invece poi erano 6 partite quelle che avete perso quando avete vinto, Quindi, pensavo di fare come Gullo che aveva giocato contro Del Piero e mi avete chiamato come lui. E invece... Però ragazzi, comunque tornando, a parte che secondo me poi vada a finire come vada, ovviamente vincerà il migliore, però secondo me essere la roba bella è essere nella posizione che dici io sono a 3 partite dalla Lega Pro. Cioè, e secondo me le squadre lì in testa c'è una che la vive male, con tanta pressione negativa. Invece c'è qualcun'altra che la vede bene con l'entusiasmo di dire ragazzi, 3 partite siamo in Lega Pro, ma che roba bella è che ce la possiamo giocare. Ma secondo me, Pasca, secondo me, scusa, chi la vive male, l'unica squadra è il Piacenza in questo momento. Sì. Perché tutti gli altri sono lì e dicono vabbè ce la giochiamo, guardiamo un attimo la classifica intanto, Jacopo. Così. Sì, è proprio quello che dicevo, cioè io immagino, sì, è una responsabilità, però è entusiasmante, cioè io penso che nello spogliatoio adesso di Lorenzo ci sia quella roba che dice ragazzi, ma che sogno è? Esatto, Cioè, il Caldiero va tutto bene, al Piacenza in teoria stanno sbagliando tutto, sono secondi a un punto, quindi c'è anche malumore, magari adesso la dico un po' grossa così, però sono dietro. Però Palazzolo sta andando tutto bene come primo anno, diciamo così, è già un buon inizio e non è finita. Desenzano, come tutti gli anni, arriva all'ultimo rush finale che riesce sempre a recuperare, quest'anno ce la sta facendo più dell'anno scorso addirittura. La Varesina era fino a poche settimane fa, era lì e poi non si sa cosa è successo, è arrivato il Caldiero, è arrivato il Pro Palazzolo. No, è che si è espresso Giovanni, è questo quello che è successo. Esatto. No, non mettiamo in mezzo queste cose che qua è un attimo. Era la tua favorita, lo ricordo bene, come avete smascherato adesso smascherate anche Giovanni. Comunque la Varesina era lì fino a poche settimane fa e poi col Pro Palazzolo un 3-0 in casa ha preso che veramente l'ha messo a KO. Da lì credo e ho visto anche non è più riuscito a riprendersi, perché poi Caldiero e adesso non mi ricordo chi anche, ieri stava perdendo addirittura con il Legnano, che il Legnano è lì per la salvezza, che sta facendo, nonostante tutto sta facendo bene, ma io adesso passo la parola a Nicola che fa qualche domanda a Lorenzo e poi passiamo a Giuseppe. Sì, allora la prima domanda che voglio fare a Lorenzo ed è, diciamo che ci siamo lasciati 3 settimane fa, comunque seguendo la puntata e tutte le puntate, poco prima dello scontro fondamentale contro il Piacenza. E la prima domanda da cui voglio partire è proprio quella, cioè contro il Piacenza un po' la sliding door della vostra stagione, perché siete sotto, segni tu, vai sotto la curva ad esultare, lì so che non è il massimo, però voglio chiederti che cosa è successo lì un attimo con i tifosi del Piacenza e se vuoi dire anche qualcosa dei tifosi del Piacenza o tutto quello che è avvenuto nello stretto tempo di 5 minuti praticamente. Ecco, lì non l'hai capita proprio che eri sotto la curva del Piacenza, o l'hai capita? Allora, diciamo che è capitata questa cosa qua in cui io esulto sempre con le mani alle orecchie.
E in quel momento lì, sono sincero, volevo prendere il pallone e metterlo sotto alla maglia, perché tra 2 mesi divento Ah, papà e quindi mi congratulazioni. sembrava una bella foto, ricordo. E lì invece il portiere butta via il pallone, mi ritrovo sotto il loro settore e in cui mi è venuto istinto di far così, ma è durato veramente 2 secondi. E lì è successo un Finimondo. disastro, cioè, addirittura hanno rotto un cancello, sono entrati in campo Oh, minchia. e dopo c'è stato un leggero strascico nei giorni dopo, perché hanno trovato il mio numero privato sul web legato a un mio sito internet riguardante il lavoro, e quindi sono stati dei giorni un po' spiacevoli, perché mi hanno chiamato, insomma, dicendomi non tanto delle belle parole, però insomma dai, dopo in qualche modo il tutto si è fermato e Esatto, tutto è rientrato adesso comunque, sì. sì, si è sistemata la cosa. Poi dopo mi hanno scritto, mi ha scritto la loro pagina ufficiale chiedendomi informazioni. Io ho detto, guardate, insomma, non è bello soprattutto ricevere chiamate con minacce o pseudo minacce, insomma. Però dopo lì si è fermato tutto, quindi insomma direi che preferisco sempre Ma tu lì potevi rispondere risponderli, sul ragazzi, campo. se mi prendavate al Piacenza li facevo per voi questi gol. Ma scusa, ma Basta, lì non finiva sei lì la riuscito a cosa. vendergli qualcosa intanto che ti chiamavano? No? Cogliere la... Ci ho provato, però dopo mi sa che non erano troppo d'accordo. Però comunque, insomma, a parte gli scherzi, ho chiarito subito con loro, perché comunque, insomma, io esulto sempre in quella maniera lì, che tra l'altro, cioè, non è che sono nato Ma sotto basta, proprio dai, a un metro, ma non insomma. se ne può più, dai ragazzi, veramente, non se ne può più. Veramente dobbiamo no, perché ormai non gioco più, però dobbiamo arrivare al punto che bisogna esultare come faceva Marc Bresciano? Fermi immobili, ma ragazzi, ma un po' di Sì, sana rivalità, sano sfottò, non ha mai fatto male a nessuno, penso sia anche una roba un po' più carina. ma io perché penso anche che la comunque- munizione, La quando mia uno... domanda è: se non ci fossero stati i cancelli, cosa sarebbe successo? ciao. E Lorenzo non sarebbe qua. Ciao Lore, è stato un piacere. Ma guarda che io trovo assurdo comunque anche la munizione quando ti tiri via la maglietta, cioè se uno quando segna lì parte tutto, poi dipende anche dalla situazione, perché devi stargli ad ammonire per la maglietta? Cioè io la Però trovo... quello della maglietta non l'avevamo fatto quando Vieri iniziava a togliersi la maglietta che sotto aveva lo sponsor, qualcosa. quella- Allora, Sì, sì, Assolutamente sì. vietate di mettere sotto una delle no, scritte, o no Pasca? Tu te la sei mai No, tolta? ma io vedo il calcio inglese che seguo con enorme piacere, affetto. Ma ragazzi, ma lì di fronte proprio al pubblico avversario, all'Old Trafford Certo. fan goal, si mettono davanti, silenzio, ma non è che gli altri arrivano a far casino da dover difendere la propria curva. Cioè in Italia si vede gente che esulta sotto la curva avversaria perché fa gol lì, e capitani di altre squadre andare lì a tirare fuori. Ragazzi, ma la cultura veramente ogni tanto saper accettare che si può Certo. perdere, che Le tue fa parte esultanze più dello belle, sport, le tue sono esultanze sempre più lì. belle, come sono state quando facevi i gol? Io Sì, se facevi gol, sì. ho ogni fatto, tanto. c'è un video come faccio una capriola, sembra che abbiamo fatto 4 ore di pullman per andare a giocare su Scozia, ragazzi, a 35 anni, dopo 4 ore di pullman fai gol, non riuscivo a piegare la schiena, cioè c'avevo il sedile del pullman attaccato di... A posto siamo. No, non capivo niente. Non sono come Lore, che anche quest'anno è andato più che doppia cifra, che ha un'esultanza. Io non capivo niente, iniziavo a fare i giri di campo a caso. Tanto diventavo velocissimo nell'esultanza. Non so perché. Beh, però comunque tu diciamo che non eri proprio portato al gol, quindi quando lo No, facevi... Piero, 63 ne ho fatti in carriera, non sono pochi da difensore. vabbè, un Senza difensore non è rigori. portato al gol come un attaccante, cioè voglio dire, Ah, beh, quindi no, quello no. che poi tu sei l'eccezione, lo sto scoprendo tutti i risvolti questa sera di te, quindi va bene anche questa. Però comunque, tornando alla squadra di Lore, avere davanti Zerbato, Arma, non so in quanti ce l'hanno, sono 2 giocatori che finiranno stagione 30 gol in 2, glielo auguro. Ragazzi, vuol dire mettere già una bella fetta, perché poi la parte difficile è far gol nel calcio. Nicola, un'altra domanda a Lorenzo, perché in attesa Sì. di Giuseppe che Allora, io anche qua voglio chiedere una curiosità, siccome Lorenzo penso sia un po' il contrario di tutti i giocatori che abbiamo adesso nella Serie D, cioè giocatori che tendenzialmente cambiano molto spesso,
mentre Lorenzo in tutta la sua carriera, ormai si parla di quasi 15 anni di carriera, ha cambiato solo 2 squadre. E volevo chiedere quali sono le motivazioni che l'hanno portato a rimanere, cioè a far solo un cambio in tutta la sua carriera, e per cui si è trovato così bene in questi 2 team, e anche se dovesse arrivare, con sempre tutti gli scongiuri del caso che abbiamo augurato fino adesso, se dovesse arrivare la promozione, se la sua intenzione è quella di fare anche lui il grande salto, oppure diciamo provare magari il terzo cambio della sua carriera. Allora, diciamo che le motivazioni sono principalmente legate nella prima parte della mia carriera, quindi ho fatto 7 anni a Legnago e lì era più una cosa legata insomma al cartellino che avevo là, che comunque era una società ambiziosa, abbiamo sempre fatto campionati di vertice, quindi c'era insomma l'ambizione di rimanere lì perché comunque si voleva andare su con loro, vincere il campionato con loro. A Caldiero invece è l'opposto, nel senso che comunque nel frattempo nel passaggio tra Legnago e Caldiero ho iniziato un percorso lavorativo importante e quindi in questi ultimi 7 anni diciamo mi sono legato a loro più che altro per avere principalmente una serenità a livello di ambiente per potermi esprimere al meglio. Cioè, questo non vuol dire che vado al campo 5 minuti prima, anzi sono molto propenso a curare ogni minimo dettaglio. Parlo proprio per l'ambiente, conoscere bene l'ambiente, sapere che comunque si ha sempre una discreta fiducia nei miei confronti, che comunque insomma per un attaccante è molto importante. E quindi insomma dove sono stato bene mi è sempre un po' piaciuto rimanere e essere un po' anche un po' la persona di riferimento per i nuovi giocatori, per i più giovani e via dicendo. Per quanto riguarda l'ultima domanda, non lo so, non lo so perché comunque negli anni ho avuto diverse opportunità insomma di andare a provare a fare il salto di categoria. Negli ultimi anni appunto ho sempre preferito rimanere in Serie D appunto per questioni lavorative. Mi sono però promesso di farla nell'eventualità insomma con il Caldiero. È chiaro che insomma tra 2 mesi appunto ho un altro passo importante della vita che comunque insomma me la cambierà sicuramente e quindi insomma voglio pensarci quando succede. Maschetto o femminuccia? Maschio. Vai! Già il Quindi abbiamo già le redi? Scusami? Abbiamo già le redi? Abbiamo già le redi, si chiamerà Cesare. Cesare, un nome importante. Non è importante. Ma ecco, quindi insomma, Giovanni, no, dimmi, se capita penso di fare, perché comunque insomma, a parte diciamo il discorso lavorativo che può essere un discorso da poco, ma comunque insomma mi impegna tanto, quindi sicuramente sono una persona che se la vuole fare non la voglio fare in seconda linea o fare la figura, anzi, quindi vorrei farla fatta bene, quindi sicuramente è una decisione che prenderò a fine anno e spero di avere quel problema di dover decidere, insomma, dai. Okay. Giovanni, secondo te questo Caldiero ha tutte le carte in regola? Ormai l'abbiamo detto e ridetto, però comunque arrivato a questo punto, con la classifica alla mano che abbiamo visto, lo possono perdere solo loro? Bardeo che arriva... Io oggi ho una bassissima credibilità rispetto a questo argomento, nel senso che in regia lo sanno, io avevo battezzato il Caldiero come, non mi prendo meriti perché poi come una società che potesse arrivare in fondo, perché dopo averli visti giocare, ma ne abbiamo parlato anche con Pasca, poi a un certo punto noi facciamo chiaramente, commentiamo la settimana e dobbiamo fare delle valutazioni che facciano riferimento anche ai risultati della settimana, e nel momento in cui il Caldiero era un po' indietro e sembrava in crisi, ovviamente mi sono sentito di dire che avesse perso smalto, come era evidente in quel momento. Il Caldiero rimane una squadra che può arrivare in fondo e ci può arrivare per un motivo, cioè per tanti motivi che avevo già nella mia testa, e uno poi me lo ha aggiunto stasera Zerbato.
al quale io non avevo pensato e che in realtà c'è. Cioè, faccio riferimento al fatto che lui prima diceva ci sono un bel po' di giocatori che nella scorsa stagione hanno fatto male. E questo è un aspetto importante, perché vuol dire che in una squadra ben strutturata, che ha il campione, ha gli attaccanti che fanno gol, a chi ti risolve la partita, ha degli under interessanti, un mix di elementi giovani vecchi di livello, c'è il gruppo, ha anche un fattore importante che è la voglia di riscatto. E non ero a conoscenza, oggi c'è anche questo elemento che avevo sottovalutato, e il Caldiero diciamo che è una bella realtà quest'anno, non hanno l'obbligo di dover vincere, come andrà Zerba sarà stata una grandissima stagione. Sono tante le squadre che possono vincere, abbiamo 4 squadre in 3 punti, che rende questo girone stupendo, forse il più bello dell'intera Lega LND. Infatti credo forse che il più bello in Italia, perché fammi pensare, cioè gli altri campionati più o meno sono quasi tutti andati. No, cioè, assolutamente. A memoria? Sì. E questo concludo col fatto che meriterebbero in 3-4, io avevo inserito anche la Varesina perché una squadra estremamente giovane che mi piaceva molto nell'identità e nell'idea di calcio che hanno portato avanti fino ad oggi, continuano a farlo con qualche difficoltà in questo momento, quindi chiunque vincerà lo avrà meritato per un piccolissimo dettaglio. Il Caldiero ce la può fare esattamente come le altre, sì, ce la può fare. Sai che invece tu hai nominato la Varesina, io sai cosa penso della Varesina? Che lei, magari sbaglio, però è un mio pensiero, che la Varesina fino alla partita col Pro Palazzolo ci credeva, dopo il Pro Palazzolo 3-0 non c'è stata più storia, da lì in poi ha cominciato non più, cioè è come se avesse mollato, ma ha iniziato un altro campionato del tipo, ormai il nostro l'abbiamo già fatto, facciamo giocare i giovani, perché sta buttando dentro tanti di quei giovani, sta giocando veramente con tanti giovani e proprio sembra quasi che stia preparando per il campionato prossimo, ed è la cosa migliore secondo me, perché tanto quando Guarda, capisci... Piero, io parlavo con qualche allenatore, ogni tanto mi sento con qualche allenatore amico che a volte mi chiede anche qualche consiglio su costruzioni per l'anno prossimo, sai, i confronti amichevoli da bar. E una cosa che esce spesso dagli allenatori che sanno vincere, che hanno vinto i campionati, è che servono i giocatori, per vincere servono i giocatori che hanno già vinto. In questo caso la Varesina è una squadra estremamente giovane, è una squadra che può aver subito in particolar modo l'ansia da prestazione, l'ansia da rendimento, il peso enorme del trovarsi lì e giocare qualcosa di importante. La Varesina è una squadra giovanissima e forse gli è mancata proprio l'esperienza per poter sottostare alla pressione di essere lì per vincerlo questo campionato. Sì, diciamo che l'ha perso, anche se io imputo al Pro Palazzolo, cioè la loro disfatta contro il Pro Palazzolo, praticamente ha preso 2 gol nei primi 10 minuti e lì la partita la puoi preparare come vuoi, ma non riesci più a recuperarla con una squadra come il Palazzolo appunto di fronte. Quindi secondo me la disfatta, tra virgolette, è stata proprio in quella partita, che non l'ha preparata bene, in 10 minuti ha preso 2 gol e lì ha chiuso il campionato. Secondo me lì ha chiuso il campionato la Varesina, e infatti ne ha cominciato un altro dicendo: sai che c'è, non lo vinciamo. Intelligentemente hanno capito che avevano troppe squadre davanti e hanno cominciato a fare appunto un altro campionato con i giovani, con buttare dentro gente nuova per buttare le basi del prossimo anno. No, Pasca, può essere? Sì, allora, io mi ricollego al discorso che faceva Giovanni. Sì, ci sta, è vero. Che gira e gira, quelli che vincono i campionati sono più o meno sempre gli stessi, ma perché sono quelli che sanno vivere i momenti anche durante la settimana in maniera vincente. Io immagino la Varesina che si è trovata lì, non dico per caso perché è meritatissimo, a fare un campionato di vertice e poi iniziare a pensare di vincerlo. Poi serve qualcosa di speciale, cioè di crederci veramente, di lavorare quotidianamente, e poi cambiare l'obiettivo facciamo una grande stagione, provare a vincerlo è difficile, perché una volta che hai raggiunto l'obiettivo di grande stagione, diventare leggendaria, perché la Varesina avesse vinto il campionato sarebbe diventata una stagione leggendaria,
è la parte più complicata, del calcio. Continuare a martellare quando stai volando è la parte difficile. Certo. Passiamo a Giuseppe adesso, un attimo, che lui nel frattempo dalla Tritium è entrato in macchina, sta facendo un viaggio. Giuseppe, mi senti? Parlavate di vittoria, visto che non è il mio anno sicuramente. Allora, raccontaci un po' cosa sta succedendo, Giuseppe, alla Tritium in questo momento. Mi è servita tanto questa stagione, visto che ho l'ambizione di voler fare questo lavoro anche in futuro. Mi è servita tanto per capire tante dinamiche, soprattutto rapportate all'ultima stagione felice, che era quella precedente, quindi tanti parallelismi, tante situazioni gestite in maniera diversa, quindi il calcio ti dà, il calcio ti toglie, tutti abbiamo vinto dei campionati, tutti abbiamo persi, quindi bisogna avere la lucidità anche in questi momenti sicuramente formativi. Vengo da una brutta giornata come quella di ieri, che appunto rimarrà nella mia testa per sempre come uno dei momenti più pesanti per il tipo di sconfitta. Ma guarda, ti faccio vedere anche il gol di Doria. Questo qui è il gol, ma è un Eurogol questo comunque. Grande gol al 93esimo. Questo era il gol del 2 pari? Come? Era il gol del 2 pari questo, vero? Al 93esimo da una palla laterale che bastava coprire meglio, fare fallo, non farlo accentrare, ma comunque da non passare il secondo piano con l'abilità del giocatore a trasformare una palla innocua al 93esimo, a girarsi, a coordinarsi, a metterla sotto al setto, un altro l'avrebbe svirgolata, sarebbe andato in fallo laterale. Giuseppe, per par condition ti faccio vedere anche il gol di Selmi, che anche quello è un bel gol, guardalo, guardate ragazzi. Aspettate un attimino che adesso arriva. Non si è visto, è partito, se riesce a farlo rivedere. Hai visto Pasca, qua si è visto bene adesso. Ruletta, Esatto, ma Simoncino a me piace, è un bel giocatorino. Ci siamo incrociati a Lodi, per me è un buon giocatorino, non mi dispiace per lui. Nicola, qualche domanda per Giuseppe Pardeo? Sì, la prima domanda è: quali sono state le motivazioni che l'ha portato a cambiare il mister a 4 giornate dalla fine? Sicuramente una scelta, poi spesso sembrano scelte illogiche, quando si arriva alla fine si dà la colpa agli allenatori, si fanno scelte disperate, ma vedevo ancora possibilità e vedo ancora, seppur ridotta al lumicino, la possibilità di ricreare compattezza che c'era mancata in queste ultime settimane. Erano arrivati veramente sfaldati ormai. Lo spogliatoio era un po' così per aria, nonostante delle buone prestazioni, nonostante giochi la partita con tutti. Sarebbe questa la cosa più brutta della stagione, che mi porta dietro una grande amarezza di aver staccato 3-4 partite in tutto l'anno, una squadra che retrocede, ce ne deve fare partite, te la sei sempre giocata con tutti, ma se poi perdi una partita come quella di ieri vuol dire che dei demeriti ce li hai. Sull'allenatore che ho voluto inserire adesso per le ultime 4 è stata una scelta veramente di provare una mossa che avrebbe riportato equilibrio, che avrebbe portato nuova linfa, ed è stata una grande settimana di preparazione a questa partita. È andato tutto fino al 93esimo così come l'avevamo studiato, quindi mi è dispiaciuto tanto per lui, proprio perché non è che in una settimana un allenatore diventa un mago, però l'armonia giusta, aveva rivitalizzato con delle piccole cose dei giocatori come Rafa, che non si era espresso al meglio le settimane precedenti, gli stessi che erano infortunati erano tornati sul pezzo, Barzago, Selmi, però quegli ultimi 2 minuti finali ti inchiodano a un destino che sembra dire la stagione deve andare così. Pardeo, aspetta un attimo, scusa Giovanni, ma paradossalmente, scusi un secondo, paradossalmente la Tritium può essere l'ago della bilancia della squadra Piacenza
se dovesse vincere o meno il campionato, perché voi l'avete battuta e quindi il Piacenza si troverebbe a perdere magari un campionato perché ha perso con la Tritium, che non gliene sta andando bene neanche una. Cioè, capisci che paradosso c'è? Cioè, è il bello del calcio, si dice, no? Però vai a perdere un campionato per mano della Tritium. Vero? Ma noi abbiamo fatto i punti con le squadre di alta classifica, quindi trovo anche un significato da queste cose. Abbiamo vinto all'andata con l'Arconatese, con la Varesina, col Piacenza al ritorno, abbiamo pareggiato fuori casa all'andata con Palazzole di Sassano, che adesso le incontriamo nel ritorno. Abbiamo steccato pochissime partite, sempre sul filo, non abbiamo mai raccolto un punto non meritato e come ieri non abbiamo raccolto neanche i punti meritati, quindi vuol dire che è una stagione troppo nata male, partita in salita nelle prime giornate, che uno prova, fa 1000 tentativi, però sembra veramente che Giovanni, cosa stavi dicendo? Sì, no, volevo un po' capire da Giuseppe se il rammarico, cioè, è frutto del fatto che questa partita è la riprova che la stagione è sfortunata, oppure c'è qualche rimprovero da fare, non so, ad una costruzione che può essere stata, secondo te, chiedo, sbagliata, a giocatori che magari non hanno reso, cioè se tu individui delle responsabilità, oppure se c'è effettivamente, cioè, una squadra che sta vincendo 2-1 al 93esimo, in una partita fondamentale che ti avrebbe dato grossa linfa vitale ed entusiasmo, e si trova invece a perdere nel giro di 2 minuti, però vuol dire che la partita era stata preparata bene, vuol dire che la scelta del cambio allenatore nell'immediatezza stava per pagare, e che i ragazzi ci sono ancora. Dico, il tuo rammarico a cosa è legato tra i due aspetti che tu hai evidenziato? Il rammarico globale della stagione è sicuramente essere stati deficitari nella zona offensiva del campo. Abbiamo veramente fatto male lì, nonostante dietro abbiamo sempre tenuto bene. Il rammarico importante è quello, perché magari con un brio diverso avremmo avuto 5-6 punti in più che ci davano quella speranza in più. Sicuramente errori ne avremmo fatti, vuol dire che anche demerito nostro. Faccio sempre dei parallelismi con stagioni precedenti, dico l'anno scorso avremmo avuto tanta fortuna, poi le stagioni ti danno, come dicevo prima, ti tolgono, quindi paghiamo tanta sfortuna di quest'anno. Non è che voglio attaccare alla fortuna e alla sfortuna, però situazioni, quando devi giocare per il vertice, che la palla prende la carambola ed entra. L'anno scorso abbiamo fatto dei gol anche con la schiena. Vaglio l'anno scorso ha fatto un gol con la schiena che è caduto addosso e ha segnato. Quest'anno prendi quel gol al 93esimo, una super giocata che però non c'è più rammarico che quest'anno al di là l'anno scorso con la schiena segnavate, quest'anno anche a porta vuota l'avete sbagliati, Sì, ma hai visto quello di Selmi che ha fatto un gran gol, ma 2 minuti prima sempre lui e tu per tu col portiere. E prima ancora Scetti e Capogna a porta libera. Porta vuota, esatto, quello dicevo, Capogna ha sbagliato a porta vuota, incredibile. Cioè, quindi... Me la prendo ormai relativamente, sono stagioni dove magari a settembre, ottobre te la prendi di più, a novembre dici vediamo se raddrizziamo, a dicembre te la prendi, poi dici vabbè, senti, è così, accetto il verdetto, ma non il verdetto scritto che ancora non è, il verdetto di capire però che l'andamento di alcune cose ti serve per capire gli errori che sono stati fatti, sperando di non rifarli. Magari ne rifarò altri, ma sono sicuro che alcuni errori quest'anno non li rifarò più. Lorenzo, a te è mai capitato da giocatore di essere in un tunnel dove tutto non girava? Tutto andava male? Oddio, allora fortunatamente no, diciamo che abbiamo fatto solo un anno a Legnago dove eravamo veramente tanto giovani, che abbiamo fatto un periodo penso che di 10 sconfitte di fila, che però dopo insomma per fortuna eravamo partiti bene, quindi insomma siamo riusciti ad aggiustare. Mi ricordo all'ultima giornata una salvezza comunque abbastanza curata, quindi fortunatamente annate buie no. Bene, quindi non sai dargli consigli, ma Pasca invece qualche consiglio? No, consiglio. Io penso che quando si diventa vecchi si diventa un po' più saggi.
e penso che, sai, nello sport ahimè si vince e si perde, però non si deve mai perdere la lezione. Il direttore dice qualcosa di ingiusto, nel senso che si può perdere e secondo me deve comunque insegnare sempre qualcosa, perché poi gli anni successivi, quando ci saranno quei segnali che hai già vissuto prima, li sai riconoscere e vai dritto. Perché anche io sono retrocesso l'anno scorso per la prima volta in carriera e certi segnali, e mi è servito un sacco, perché certi segnali li dovessi li rivedere, magari li affronterei in maniera diversa, non avendoli affrontati prima non li ho magari saputi, non ho saputo cambiare l'inerzia di certe cose, quindi penso che sia sempre parte di un percorso di apprendimento e va presa così. Nicola, l'ultima domanda a Giuseppe e a Lorenzo, poi li lasciamo andare? Sì, allora parto con Lorenzo e gli chiedo una domanda secca, un po' tipo calciomercato, quando si parla di un giocatore, se lo dividono tutte le squadre. Tra le prime 4, se devi fare un grafico a torta, come divideresti la possibilità di andare in Serie C, le percentuali, ecco, a 3 giornate dalla fine, tra te, Piacenza, Desenzano e Pro Palazzolo, logicamente. Allora, potrei darti una risposta da democristiano, la dividiamo Sì. 25. a X, va bene? Sì, vabbè, io No, ma guarda, analizzando anche il calendario, perché comunque insomma è anche giusto in questo momento analizzarlo, c'è chi ha degli scontri con le squadre che si devono salvare, chi ha qualche scontro diretto. Io penso che comunque pensavamo, tutti dicevano ma la Clivense va a giocare a Piacenza che è già salva e questo, dopo la fine tutti parlano, però ieri intanto 0-0, quindi insomma io penso che si è visto che l'anno scorso nel girone C che, o 2 anni fa, non mi ricordo più, che l'Arzignano andò a perdere a San Martino con un San Martino già retrocesso, cioè nel senso le partite si giocheranno tutte fino alla fine, tutti daranno battaglia e quindi secondo me vince chi mentalmente riesce a esserci, perché comunque anche noi ieri siamo passati in svantaggio, siamo rimasti in un in meno e comunque se mentalmente non ci sei quella partita non la ribalti e non la vinci, quindi io ti direi, tornando alla tua domanda, che veramente non è per fare diciamo quello che si para, però io dividerei la torta esattamente in 4 parti uguali. Ok. Giuseppe, no, scusa Nicola, Giuseppe, ti faccio io una domanda, Pardeo. Ti faccio una domanda. Sì. L'errore che non rifaresti più di sicuro, già lo sai per l'anno prossimo? Che non farei Che di non rifarai sicuro. più di sicuro l'anno prossimo. L'errore che già hai detto che mai più una cosa del genere. Ce ne ho 5 grossi. Uno, non 5. Sto facendo un piccolo vademecum, che sono i 5 che saranno la mia Bibbia, i miei comandamenti. Poi te li mando tutti e 5 in privato. Uno non me lo vuoi dire? Uno Settimana solo? prossima i comandamenti di Pardeo facciamo. Esatto, i 5 comandamenti. 5 comandamenti, 5 vai sul comandamenti di monte. Queste 3 partite per rispetto della stagione ancora da giocare, che veramente siamo aggrappati a un lumicino, ma quel lumicino c'è, come le partite finiscono al 95esimo, anche i campionati finiscono all'ultima, e poi il primo lo rivelerò qua, poi gli altri 4... Sai che posso buttarmene uno? Vai. Che poi secondo me è universale? Non prendere giocatori che non hanno fame. Non so se fa parte dei 5. Bravo, questo ne abbiamo parlato proprio oggi io e lui, ne stavamo parlando. Non prendere giocatori inizia allo stesso modo, poi il finale è un po' diverso, però poi... Perché Giovanni, finisco, prima ha detto una cosa di cui il mio carissimo ex direttore è maestro. Marchetti, Stefano del Cittadella. Lui c'ha un'agenda con i giocatori che gli piacciono. Aspetta il momento in cui fanno una stagione da incubo, Sì. per andarli a prendere, perché sanno che lui è nella posizione di poterli prendere alle sue condizioni, perché non è più il giocatore che le detta, quindi magari si accontenta e in più
fa leva su una motivazione straordinaria che Sì, fa Pasca, spostare però i dipende monti, tu che è la rivincita. Pasca, tu dipende che obiettivi hai però per la tua stagione, perché se hai un obiettivo di vincere e vai a prendere tutti che arrivano dalle aspetta. ceneri, Ovvio che non devo prendere tutti quelli che sono retrocessi, però ti dico che vai a prendere magari il giocatore che ha sempre fatto 20 gol, quella stagione là ne ha fatti 5, il giocatore che sai che può valere 20 gol. Lui e la motivazione della rivalsa è qualcosa di straordinario. Bene, ascolta, io saluto Lorenzo Zerbato intanto perché l'ho trattenuto anche troppo e ti ringrazio Lorenzo, Ascolta, ci sentiamo. Avete osservato la domanda che fate sempre, quale girone piuttosto, tu che hai fatto questo girone, sempre che il B è difficile, lui ha fatto sempre il C. Come ti sei trovato nel B prima volta che lo fai? Beh, Lo oddio, dice allora Stanovic. l'avevo fatto 7-8 anni fa con il Legnago, è stato un bel girone con una qualità tecnica alta, giocatori forti, complice anche secondo me un livello anche detto dagli esperti della Serie C comunque non troppo alto, quindi vedo qualche giocatore in Serie D in più di qualità che magari meriterebbe la Serie C. Ovviamente dico sempre, insomma, il girone lombardo, penso che comunque i giovani che vengono fuori dai settori giovanili lombardi siano forse una qualità un po' più alta rispetto ai nostri magari in Veneto. Forse da noi in Veneto hanno un po' più di cattiveria calcistica in più, diciamo, sono abituati meno bene, ecco, perché comunque insomma ne ho visti tanti e comunque insomma quelli che escono da alcune società comunque si sentono già un po' arrivati, quindi è sempre difficile inculcare la mentalità giusta, però un bel girone, forse appunto la nostra forza è stato proprio quello di essere nuovi, quindi insomma ne abbiamo anche, detta un po' così, approfittato di questo, insomma. Lorenzo, scusa un attimo, ma dalla vostra posizione, quindi primi in classifica, chi temete di più? A chi pensate di più come possibili? Piacenza o Popolazzolo? E togli la risposta pensiamo solo a noi stessi. Esatto, bravo. Allora, puoi rispondere Real Calepina comunque... se vuoi, no, guarda, ti dico Real Calepina, perché comunque no, dai, Tritium. Esatto. non vale. Diciamo che allora sicuramente quella che io ho temuto di più, soprattutto nelle ultime giornate, è indubbiamente il Piacenza, insomma, non possiamo nasconderlo, perché comunque insomma quando anche nel più piccolo campo No, io dico ad oggi, dalle ultime 3 partite, state 500 pensando tifosi. ad oggi Lorenzo? Allora, ad oggi a me fa paura la Popolazione, dico la verità, perché comunque a me è una squadra che non prende gol, anche come attaccante, comunque vai a giocare là, che sai che hanno preso pochi gol, 23. per un attaccante è uno stimolo in più, però comunque anche noi quando siamo andati là abbiamo fatto 1-1 e all'andata 0-0 e il gol che abbiamo fatto noi è stato un Eurogol di Filiciotto da 35 metri. Quindi insomma forse è quella che temo un po' di più, però ecco, ormai siamo tutti lì. Esatto. Quindi Va bene è Lorenzo, difficile. io ti saluto. Però scusami, vai. no, no, prima di lasciarlo andare bisogna chiedergli per quanti punti firma, perché bisogna rifarla Esatto. la cosa, Bravo, no? Se no, bravo, metti bravo. caso che poi non gliela chiedono, colpa nostra. Nelle prossime 3 no. No, io vi saluto, che l'ultima volta del firmare punti mi avete rovinato. Guarda, proprio ci ha messo una croce. Dai, dire 9 punti, che i miracoli non si sa mai nel calcio. Lorenzo, per quanto firmi, Non è Lorenzo? possibile. Arrivederci a tutti. Aspetta, Dai, sentiamo Difficile Lorenzo. questa Sentiamo Lorenzo. domanda. Firmerei per 8, ma matematicamente è impossibile. Non lo so, probabilmente firmerei per 7 io. Ti dico la verità, Due perché vittorie e un saranno tante pareggio. sorprese. 2 vittorie in pareggio ci sta. Quindi Sì, ma si avete... tiene 2 punti più basso, perché l'altra volta ha portato bene e ci riprova, è per quello. Beh, se ne fai certo. 7 ti può superare solo il Piacenza, non ti prende né Palazzone né Zenzano. Sì, ovviamente
guardando la classifica ne abbiamo parlato prima, insomma, cioè, sono tutte difficili, dai, c'è poco da fare, cioè, partite tutte difficili, perché comunque vuoi o non vuoi, chi è che vuole andare a fare la passeggiata e cioè, io penso che anche il Ponte San Pietro, comunque essendo squadra, comunque l'attaccante è giovanissimo, cioè, sono tutti giovani, vogliono fare tutti bella figura, insomma, dai, poco da fare, quindi tutti possono perdere punti con tutti. Lorenzo, in bocca al lupo. Scusa, io adesso che il direttore è andato via, vi dico che secondo me il Desenzano fa 9 punti da qua alla fine. Non perde, cioè ne fa 9 diretti, però è a 65, arriva a 74. La prossima, guardiamo un attimo il prossimo turno, giusto per... Esatto, la prossima della Tritium, esatto. Il prossimo turno che dice Caravaggio Arconatese. Collega a Pasca, sei una merda. Quindi Caravaggio Arconatese, Casatese, Club Milano, Castellanzese, Piacenza, Clivense, Brusaporto, Folgore Caratese, Pro Palazzolo, anche questa è una bella partita, Real Calpina Caldiero, Tritium Desenzano, Varesina Ponte San Pietro, Villavalle Legnano e Virtus Ciserano Bergamo contro il Crema. Quindi qual è il partitone questo? Dove lo vedete voi il partitone della domenica? Si incrociano Real Calepina, che è la prima, cioè l'ultima dentro i play-out, praticamente la Castellanzese, sono tutte e due le ultime lì in sest'ultima e settultima. Esatto. Si dice settultima. No, la settultima potrebbe essere l'ultima. Settultima verso l'alto. La Castellanzese è quintultima, la Calepina sest'ultima, poi l'altra è il Milano. Rientriamo in studio. Lorenzo, io ti saluto, ti ringrazio, è stato gentilissimo, in bocca al lupo e ci sentiamo poi per tutte le nostre cose, va bene? Va bene, grazie mille. Ciao, grazie, ciao. Buona serata. Ciao. Ciao Lorenzo. Piero, ho bisogno di farti una domanda. Aspetta, a chi? A Lorenzo? A te. A me? Ok. Lorenzo, ciao. No, ciao. Lorenzo l'abbiamo salutato, lo possiamo salutare. Ho bisogno di chiederti una cosa. Ciao Giovanni. Ciao. Dimmi Giovanni, adesso che mi fai anche le domande tu, dai, dimmi. No, devo sapere se siamo in chiusura o no. Sì, allora... Sì. Non c'è, Gio, non c'è, vai tranquillo, non c'è. Ti mando... Allora, vediamo no, gli è importante perché stasera, Pasca, tu lo saprai, ma io abito a 5 minuti esatti dallo stadio, dal Partenio, sono ad Avellino, e c'è Avellino Benevento stasera, che è gara seconda contro terza a pari punti per il secondo posto. Questo secondo me è una finale playoff, perché chi si classifica secondo nel girone C all'80% dei casi vince i playoff, quindi è una partita di cartello e non me la vorrei perdere. Ascolta, allora facciamo così, guardiamo gli highlights del Pro Palazzolo e li lanciamo subito e poi parliamo un attimino e poi chiudiamo, dai, va bene? Ok. Che bella domanda, Giovanni. Casa bianco-azzurro è tutto pronto, il via da parte del direttore di gara Alessandro Gervasi della sezione di... Tanto seguiamo questa azione in fase offensiva proprio degli ospiti, poi palla quasi recuperata, la ributta dentro però la Virtus Ciserano, limite dell'area, controlla il destro da fuori, il primo brivido arriva. A proposito di partite che non finiscono finché l'arbitro non fischia, Tremolada viene incontro, gioca col destro, prende lo spazio centrale, Tremolada, prova lui e poi si mette Tosi a dare una mano. Buona finora la partita del numero 4 che sta correndo tanto, sempre a sostegno, poi Nessi, guarda anche la porta, prova Nessi, ci prova da lontano, lui ha sempre fatto il braccetto dietro, poi attenzione intanto a Careccia che prende la mira con il sinistro, Careccia finta il destro, poi si appoggia a Bertoli, allora Belloli con la rasoiata, mangia poco con l'unghia che è 45 minuti dove Didu e Del Prato avranno modo di confrontarsi con i propri giocatori, sicuramente sarà il mister di casa. Attenzione intanto però alla Virtus in area di rigore, il destro deviato diventa buono per Prinelli, in qualche modo Belloli con la testa, mangia poco così, la palla non entra, clamorosa, palla gol. Tutti gli altri 8 a mettere il motore a scaldare, intanto bella finezza ancora, Boschetti dentro, il pallone che passa, arriva il rimorchio con il sinistro, Coccione. Capire poi come si posizionerà la squadra di mister Del Prato. Intanto Boschetti, si riprendono le operazioni col calcio d'angolo, palla per Aras che conta i giri, calcia Iscardi che però ora è ancora lì a fare la guardia su Tremolada che passa in mezzo a due, Tremolada prende lo spazio centrale, Tremolada passa fino in fondo, poi lascia lì Arras con il destro a incrociare, pallone sul fondo, non c'è stata deviazione, il pallone a centrocampo,
Tosi anticipato perché la palla era troppo timida e quindi 2 contro Tremolada. Arras va a prendere la sovrapposizione, Tremolada allo spazio centrale, ma Tremolada che se ne va, entra in area di rigore con il destro, cazzola, e qui si vede tutta l'esperienza di un giocatore, tutto lo staff, tutti utili alla causa. Intanto non c'è fallo per Arras e quindi il contropiede spinto dalla Virtus ci saranno Bergamo. Nessi addirittura prende lo spazio, Nessi prova con il destro, il pallone fa la barba al palo e va sul fondo. Calcio di punizione battuto dentro da Muic, interessante sul secondo palo, arriva puntuale al gol dell'1-0 Riccardo Ravasi con il sinistro, va a chiedere, ma vuole sentire l'urlo, vuole sentire l'urlo dei tifosi. Il numero 10 l'avevamo detto, poteva essere decisivo, entra e segna ancora Mister Didu, provvidenziale, forse 2. Riesce a rendersi protagonista il numero 20. Arras sì, nello spazio in movimento. Bello, interessante, chiedono un fuorigioco, ma è tutto regolare! E c'è il 2-0 della Pro Palazzolo! A sinistra! Un gol bellissimo! Esultano tutti! Il raddoppio dei padroni di casa! Ancora! Sull'out di sinistra, così come è arrivato il gol di Ravasi, arriva anche questo. Andremo a capire chi è stato ad imbucare, perché da qui noi pronto chi viene chiamato dalla panchina, sempre pronto anche chi è in campo a cambiare gioco. Intanto grande finezza, 1-2, Arras dentro, Ravasi davanti al portiere, cerca il gol sotto le gambe, grande parata, spaccata la Virtus, ci saranno Bergamo, Moraschi apre a sinistra, Arras chiedono il pallone dentro in 2, Gualandis sul secondo palo, Ravasi chiude verso il centro, Arras va da solo, guardiamo se vede la porta, sì! Il 2-0 sul campo della Castellanzese, ma oggi con lo stesso risultato esce. Bene, abbiamo rivisto anche gli highlights del Pro Palazzolo che ha vinto 2-0 appunto e si è portato a un punto, 2 punti dalla vetta, o sbaglio, adesso non me ne ricordo più. Quanti? 2 punti. 2 punti dalla vetta. 3 Desenzano. Noi siamo in chiusura. Io prima di ringraziare gli ospiti, i miei compagni di viaggio, diciamo così, ricordo tutti gli appuntamenti di Beppi che sono appunto il lunedì alle 19:30 con D-Time, il martedì alle 16 sempre con l'amico Capobianco facciamo anche chiacchiere da Minors e domani parleremo del girone E, quindi andiamo in Toscana e in Umbria. Stiamo facendo, Pasca, tutto un giro, non so se tu ci segui. Culinario. Bravissimo, abbiamo fatto tutte le regioni e Giovanni sì, mi piace tantissimo, me lo continua a dire, vero Giovanni? Domani Fiorentina. Domani, esatto, andiamo a scoprire tutte. No, è interessantissimo passare da un girone all'altro perché ti rendi conto realmente poi delle differenze e anche delle similitudini che caratterizzano tutti i gironi dislocati sulla penisola. Si incontrano persone e personaggi che hanno sempre qualcosa da raccontare, è un bel viaggio quello che stiamo facendo. Perfetto, poi questo è il martedì, il mercoledì siamo con A Tu per Tu e questa settimana, quindi dopodomani avrò proprio il presidente Claudio Forlani del Pro Palazzolo, quindi ci faremo una bella chiacchierata io e lui. Il venerdì alle 16 abbiamo B-Woman perché BPTV è detentrice dei diritti della Serie B femminile, quindi abbiamo anche una trasmissione con approfondimenti sulla Serie B femminile. Il venerdì alle 19 sempre eccellentissima, quindi parliamo anche di eccellenza, girone A, girone B e girone C. Quindi chiudiamo il cerchio e cerchiamo di fare un servizio a 360 gradi. Detto questo, io ringrazio Nicola Badursi, giornalista BPTV. Ciao Nicola, grazie. Grazie mille a voi, buona serata. Bravissimo, complimenti. Le domande erano scomode comunque alla fine. Le domande erano scomode, bravo, ma è un bravo giornalista, sta crescendo. Nicola, ha chiuso Nicola, ma a Nicola piace la conduzione. Via, è andato via. È andato via. Cos'è? Rispondo io per lui. Cos'è Giovanni? Avevi tu, Gio, qualche domanda scomoda per lui? Io volevo chiedere se gli piace o meno la conduzione, perché visto che ormai l'abbiamo segato, Federico, un sostituto con urgenza penso che lo dobbiamo trovare, quindi volevo sapere insomma cosa pensate. Quindi stai dicendo che devi segare anche me, giusto? Promossa piedi voti. No, aspetta, fagli rispondere. No, perché tu sei temporaneamente qui a sostituire Fede, ma Fede immagino che lo abbiamo mandato via, No, Piero 2 anni a Sanremo. No, va benissimo. Insieme a te però, VIP Pascal, VIP Pascal. Facciamo Fiorello sono io e tu Amadeus. Va bene, non c'è nessun problema.
Detto questo, Pasca, io ti ringrazio, è sempre bello averti adesso che ho scoperto una cosa in più di te, quindi... Qualcuno, guarda cosa ti dico, qualcuno se lo dimentica spesso. ma le cose belle se le dimenticano tutti, poi si Ma ricorda no, a sempre. me piace essere di nicchia, mi piace essere di nicchia. No, a me è piaciuto tantissimo seguirti in nel tuo viaggio che hai fatto, quindi andavo proprio a cercare i reel, C'avevi un i cazzo da video. fare, dai, insomma. Esatto, proprio la sera oppure in un'altra stanza di casa No, mi mettevo bello, mi lì. fa piacere, mi fa piacere, mi hanno scritto tanti, mi fa piacere perché insomma le cose belle vanno, io sono convinto che vadano condivise perché le rendono ancora più speciali. Sai cos'è che poi io dicevo, ma adesso poi chiudiamo davvero, dicevo, vabbè, è andato a giocare in Scozia, pensando che la Scozia, sai, è un po' la Serie D, Sì. così, quindi... Ma sì, infatti Ciceri mi faceva perdere la testa quando diceva, vabbè, hai giocato in Serie A ma la Scozia non conta. Oh, ma Ferguson sta facendo 27 gol a stagione, tra l'altro poverino si è fatto il crociato e arriva dalla Ma Verdine. poi quando ho visto lo stadio, ho visto quel calore della gente lì, cioè proprio ti ricordavano con passione. Lì, Cioè, io ho visto... riconoscenza, affetto, è una roba, ma lo vedi anche nelle piccole cose, quando i giocatori tornano, quando l'ex vendono una bandiera in un altro club, la bandiera stessa torna a giocare là, ma gli fanno standing ovation assurde, invece qua fischia a non finire. No, c'è un sentimento puro, senza invidie, che è una roba pazzesca. Ma tu hai giocato che lo stadio era già così ristrutturato o c'era già così No, bello? dopo che mi hanno dato via hanno alleggerito il budget. Hanno cominciato a fare i lavori, è vero. No, ho rifatto tanto perché tra l'altro quest'anno rischiano di andare in Europa, in Conference League perché sono quarti. Hanno fatto dei lavori importanti, bello, hanno fatto Ma a livello di stadio o a skybox, livello di spogliatoio, di struttura interna? spogliatoi, skybox, no, sono messi alla pari, hanno fatto belle cose, stanno crescendo molto come club, secondo me si stanno stabilizzando come top 6 scozzesi. Bello, ho ricreduto la Scozia, ho ricreduto Pascali e quindi ti saluto, ti ringrazio e ci A sentiamo. lunedì prossimo. Ciao, Manu. Salutiamo Pasquale, ciao Pasqua, ciao Presto, mi raccomando. Lascialo stare Pasquale, dai. Non mollare. Ciao Pasqua. Ragazzi. Ciao. Giovanni, se n'è andato anche Giovanni. Sì, è andato via. Giovanni, te ne sei andato anche tu, va bene, ti volevo salutare. E niente, la 16ª puntata di Time finisce qui. Bella serata, bella puntata, ci vediamo lunedì prossimo con The Time e invece da domani con gli altri appuntamenti che ho detto prima. Ciao!